Battuta d'arresto per la Profavara che viene sconfitta con un rotondo 2-0 dalla Folgore di Castelvetrano. I padroni di casa, ben disposti in campo dal tecnico Filippo Cavataio, sono riusciti a far propria la partita rifilando 2 gol, uno per tempo alla Profavara, che non è riuscita ad andare in rete nonostante abbia subito reagito e creato diverse occasioni in avanti. Profavara che adesso è a -7 dalla vetta della classifica, con la Nissa che continua il suo percorso vittorioso verso la promozione in Serie D. Una sconfitta che forse blocca del tutto le velleità della Profavara di acciuffare la squadra nissena e sperare di vincere il campionato. Con molta probabilità la squadra di Gaetano Catalano dovrà adesso rivedere i propri piani, cercare di fare più punti possibili e puntare definitivamente tutto sui play-off per fare il salto di categoria. Ritornando alla gara con la Folgore, c'è da evidenziare che i gialloblu erano privi di importanti elementi come il portiere Scuffia, il centrocampista Lupo, il bomber Retucci ed altri giocatori di peso. Non è una scusante, ma la loro assenza forse ha pesato sulle dinamiche dell'incontro. Pur cercando di reagire, gli uomini di mister Catalano non sono riusciti ad imporre il proprio gioco con un'ottima Folgore che con grinta e cuore è riuscita ad avere la meglio su quella che in più occasioni è stata definita la corazzata Profavara. Gialloblu che per le prossime 2 gare interne, come da disposizione della Lega, sono costretti a giocare senza pubblico per gli incresciosi fatti successi all'esterno dello stadio prima dell'incontro con il Fulgatore. Ma sulla gara di Castelvetrano sentiamo il commento post partita dell'allenatore Gaetano Catalano. Sicuramente non era preventivata, però per come sono andate le cose credo che la Folgore oggi ha meritato, abbiamo sbagliato qualcosina, sicuramente non siamo stati bravi a capire com'era il terreno di gioco e da lì abbiamo sbagliato sicuramente qualcosa, però per il resto, per l'impegno non posso rimproverare nulla ai ragazzi, anche perché qualche situazione importante ce l'abbiamo avuta, non siamo stati bravi a sfruttarla, anzi devo dire che il portiere in alcune occasioni è stato anche abbastanza bravo e alla fine è arrivata questa sconfitta. Mister, l'assenza di Retucci ha pesato al suo attaccante? Non mi piace parlare delle assenze, non l'ho mai fatte, ce ne sono tanti fuori, non solo Retucci, però quelli che sono andati in campo stavano bene e quindi abbiamo perso, complimenti alla Folgore e adesso penseremo ad andare avanti. Certo, avere Sansone in panchina, con tutto il rispetto del ragazzo, non avere Scuffia è già diverso. No, ma non c'entra Sansone, Scuffia, ci sono stati degli episodi, non siamo stati bravi e alla fine credo, come ho detto prima, brava alla Folgore perché ha meritato di vincere, noi non siamo stati bravi a sfruttare le situazioni che abbiamo creato e in due ingenuità perché avevamo preparato bene la partita, sulle seconde palle loro sono stati più pronti di noi e noi abbiamo concesso qualcosa. Il Favara molla o no? No, O riparte da questa sconfitta? molla perché sicuramente il campionato è ancora lungo, ma a prescindere dalla prima posizione che 7 punti sembrano e sono tanti, però abbiamo l'obbligo di continuare fino alla fine del campionato e fare più vittorie possibile e poi magari cercare di evitare i playoff, che è la cosa importante. Al di là della sconfitta, cosa le ha dato fastidio? No, non mi ha dato quello che ha dato fastidio con la squadra, poi naturalmente lo analizzerò martedì con i ragazzi, però per quanto riguarda l'impegno assolutamente non posso rimproverare assolutamente nulla.